Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Rossella Fa. Rossella è una cantante, una musicista, un'attrice, anche una scrittrice, è un artista tutto tondo. Penso che sarà un episodio piacevole, quindi buon ascolto, buona visione e sigla. Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao, Ciao. sei piena di roba. Aiuto. Aiuto. Sto. Adesso si mette Uè. a suonare questa cosa? Chi? Aiuto, la Infatti macchina. mi parcheggio, così ti metti la cintura, appoggi Mi par- tutti i tuoi premi. Cos'è Marco? Dovresti metterti questo. Cos'è? What is this? What is it? No, qua. No, stai anche riprendendo. Minchia, sei solo coglione. E me la devi questa, Te l'ho detto. Cioè sono 4 Te lo devo. 4 ore che ti 4 ore. aspetto. Aspetta, che se no Ah, la no. rovino. Aspetta, lo metto sotto. Metti quello lì. È così. Bravo. Allora, devi stare attenta a quello che dici. Mhm. Faccio rec, stop, non faccio un'ora, boh. Non faccio tagli, non faccio montaggio. Ok, Mo ti spiego che cos'è. ok. Anche se si capisce. Infatti Mhm. bella, ma già sei bella. Mm. 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 Ti va bene? Sì, Yeah. sì, va benissimo. Va benissimo. Allora, ti ho presentata prima di ciò. Ho fatto un incipit perché questo è una... Ah, ecco, brava, anche il rossetto. Mhm. Sì, c'è una storia lì. C'è una Così, storia. così. Questo è un podcast video, vodcast. Mhm. Ok? Quindi ho pensato di coinvolgere persone, amici, conoscenti, Mhm. soprattutto normali, semplici e non necessariamente famose. Mi sa che tu sei la persona più famosa in assoluto fino ad oggi, Ok? ok? Perché lo sei, perché comunque sei Ok, non una ci posso cantante. fare nulla, dai, Non ci puoi non ci posso niente. fare niente. Non ci dai. puoi fare niente. Ok. Sei anche reduce da un premio, fallo vedere. Quello. Aspetta che sono tutto incasinato. Attroppigliamo. Allora, questo Questo, bellissimo Questo. pezzo di fiori, ma soprattutto è quello. questo. Guarda qua. Che cos'è? Allora, questo è il premio Coldiretti Mhm. a Rossella Fa, donna toghissima che riesce a trasformare le cose di tutti i giorni in poesia. C'è scritto questo, non me lo sto... Davvero? No, Che guarda, meraviglia! te lo sto dicendo. Leggi la dedica. Proprio trasformando la lingua in canto La lingua in canto. e la vita in poesia. No, che è uno meraviglia. dei complimenti più belli Ma ti che è mi abbiano piaciuto mai allora? fatto. Sì. Ok. Sì. Cavolo. E poi, diciamolo, poco prima di dare il premio a me l'hanno dato a queste altre tipe che, cioè, io ho detto, ma ci faccio il nome a questo no, punto. Perché c'era una dottoressa fighissima, l'hai vista? Ho visto tutto, Mm, Ciccia. Ho ripreso anche tutta la tua parte, quindi Davvero? tutta. Te la Io. manderò. Ci avrai un archivio. Un repertoire, Un repertoire. diciamo. Un archivio, video Sì. di tutta la tua Perfetto. presentazione, tutta l'intervista, molto carina, poi il fatto che abbia cantato. Che mi sono dimenticata di dire la cosa principale che dovevo dire, Cioè? lo sai? Che cosa? Mi hanno incasinato lì, mi sono messa a fare la buffona, perché cioè, c'era anche bisogno di un C'era attimo bisogno di sdrammatizzare. ludicità, ecco, brava. perché erano tutti col bastone. E cosa dovevi dire? Col bastone? No, che cosa dovevi dire? Ah, quello che volevo dire invece era questo, che dedicavo il premio all'associazione Sardegna Palestina, che ha fatto un sacco di cose troppo carine, tra cui, per esempio, organizzare una barca che è partita con La flottiglia. Con la flottiglia. Ah, E lo sai che dimenticato. mi sono dimenticata. E lo sai? Lo Dovevo sai? partire anch'io. Davvero? Dovevo partire con quella barca
E 2 giorni prima dell'imbarco mi hanno detto no, non fa, io avevo già tutte le valigie. La valigia. Ma quella barca è tornata? Non tutte le valigie, una valigetta, capito, okay. Con il necessaire proprio, ma tra cui il rossetto. Brava. Ma è tornata la barca? Sono tornate quelle barche? Certo che sono già tornate tutte? Quella è tornata prima delle altre, perché è una di quelle che è stata bombardata a Tunisi. Ho capito. A Tunisi, tra l'altro è stata bombardata con roba infiammabile e con una bomba sonora. Per cui il capitano di quella barca è ancora oggi senza udito. No. Per cui io ringrazio il cielo del fatto che non mi abbiano imbarcato, capito? È un destino, anche un segno. Vabbè, sì. Ti dispiace che non avrei potuto partecipare, Certo. ci volevi andare. Certo, però ci volevo andare, infatti quando me l'hanno fortuna. detto mi sono fatto un pranzo. Davvero? Sì, perché mi sembrava che veramente stessi facendo finalmente una cosa utile. Ma perché finalmente? Ok, ci sta, dal punto di vista sociale. Quante cose utili facciamo? Poche o niente. Poche o niente. Però anche tu, posso dirlo, oggi ho visto un piccolo intervento sociale che hai fatto. Tu dirai, sono andata lì a fare la buffona, a portare un po' di allegria. Per chi non lo sapesse, questo premio era all'interno di una manifestazione organizzata da Coldiretti dentro il Teatro d'Oglio di Cagliari, ed era una specie di spettacolo, perché non era una premiazione tipo premio tizio, ciao, vai via. No, ognuno, sono 9 donne, sono rimaste quasi 10-15 minuti a testa a chiacchierare, a parlare. Quindi cosa hai fatto tu? Hai portato un po' di leggerezza. Sì. Capito? Perché erano tutte molto aiuto, molto serie. Ovviamente. Sì. Era tutto molto serio, anche perché, non lo so, la spinta era verso la serietà. Sì, vabbè, hanno iniziato con quel messaggio contro il femminicidio, che ci sta quanto vuoi, ma forse più quello ci sta sempre. Quello ci sta sempre. Però anche lì ha rotto un po' le palle, lo possiamo dire fuori dai denti. Tu lo devi dillo tu, io lo penso, ma non perché... Ha rotto un po' le palle, sai che cosa? Questa cosa della tristezza. Brava. Ecco, c'è un modo diverso di parlare di questo argomento, secondo me ce ne sono diversi di tipo? modi. C'è presente quando tu stai bisticciando con qualcuno e poi a un certo punto dici qualcosa per cui l'aggressività dell'altro si svuota, o perché lo prendi in giro, o perché ti metti anche tu al suo livello, perché possono essere tante le strategie per svuotare gli argomenti di un altro. Soprattutto quando sono violenti o criminali. Esatto. Bella questa cosa, questa lettura. Cioè, di fronte all'aggressività io me ne vado. Se non riesco ad andarmene, in qualche modo, cioè, stiamo parlando comunque di donne che hanno dei problemi seri, perché se stai con un uomo aggressivo e violento all'interno di un rapporto tossico, vuol dire che hai problemi tu. Principalmente. Purtroppo, guarda, perché sennò lo molli. Ti anticipo una cosa. Noi siamo cresciute, quelle della mia generazione, siamo cresciute con l'idea che sei grande come te la ricordate tutti Benissimo, quanti il testo di quella canzone, cioè se l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai, se è un disastro, se è peggio di un bambino capriccioso, però erano tutte esaltazioni. È vero. C'è un maschilismo nella donna, certo. Esatto, è lì che bisogna andare. Bella lettura questa, esatto, brava, bella lettura. Esatto. Guarda, ti voglio dire una cosa veloce perché è proprio imminente. Se non è geloso non vuol dire che non mi ama. Esatto. Ma chi l'ha mai detto? Se non è geloso vuol dire che ha fiducia in me. Esatto, ma guarda, ho visto ragazzini di 16 anni vantarsi, ragazzine, bugia, di 16 anni vantarsi che il fidanzato è geloso e le picchia e le tiene a casa e non vogliono che escano. Si vantano, questo è il mio fidanzato, è proprio un maschio, mi tiene a casa, non vuole che esca. Adesso, te lo giuro. Meschina. Da poco, l'inverno scorso, sento urla fuori dalla mia finestra. Esco in strada, mi affaccio.
c'era questa tizia che diceva no dai smettila, lasciami stare, mi sta facendo male, aia, così, no? Per cui esco, guardo questi due e gli faccio a lei, tesoro, hai bisogno di aiuto? Questa mi guarda così e mi fa, oh ma te ne faccio 5 minuti di cazzi tuoi? No, dai. Te lo giuro. E ho detto, vabbè, se vuoi continuare a farti pestare, allora tranquillo, non c'è nessun problema. Allora non c'è, a questo non c'è soluzione, non ce n'è. No. Non ce n'è, probabilmente. Tu ti stai facendo gli affari suoi. Sì, è difficile. Comunque poi gli abusi sulle donne, sulle ragazze, sulle bambine, ne vogliamo parlare? Vogliamo parlarne? Lascia stare. No. Che c'è ancora troppa vergogna. C'è Esatto. ancora troppa vergogna per parlarne. No, anche gli abusi nei bambini, ovviamente. Poi entriamo in argomenti, Certo, ma anche l'abusi nei maschi. di tutti e due Certo, i generi, non certo, esiste un solo certo. genere. Un po' più leggeri? Un po' più leggeri. Ti stai alleggerendo col maglioncino? Mi sto alleggerendo col maglioncino, intanto dai, e poi adesso stiamo un Alleggeriamoci attimino anche più con gli leggeri. argomenti. Ok. Senti, io ti ho presentato appunto come artista tutto tondo, Mhm. perché sei musicista, cantante, Mhm. attrice, ma anche scrittrice. Sì. Senti, c'è qualcosa che vorresti fare ancora, oltre tutto ciò che già fai? Allora, l'anno scorso mi sono iscritta a una palestra di contorsionismo. No. Ero la più asina di tutta la palestra. Contorsionismo. Facevo soltanto l'allenamento a terra e la preparazione, il riscaldamento e le cose. Non è che mi facevo chiudere in dentro due. una scatola, però Ok. facevo tutta la preparazione. Mi piaceva moltissimo, però mi sentivo troppo schiappa, non ci sono abituata. Sono viziata, capito? Sono viziata al fatto che quando mi metto a fare una cosa ci riesco. Pazzesca, Sono troppo ecco. viziata. Me l'avevi detta molti anni fa, lo sai che me l'avevi detta, che avevi questo livello di asticella sempre alta e quindi Sì, o lo facevi benissimo o ti annoiavi subito. mi annoiavo. Ah, E quindi... E non c'è qualcosa che comunque non sei ancora riuscito a fare, magari che non hai ancora provato? Sì. Che cosa? Sai cosa mi piacerebbe moltissimo? Proprio a livello fisico, Mhm. A livello fisico mi piacerebbe fare qualche arte marziale. Tra l'altro Tai mi Chi. sento anche sì, Tai Chi o Jiu Jitsu o Anche Taekwondo? Kung no? Fu, Kung Fu. capito? Sì. Arte marziale però, non Mm. un kickboxing per esempio. No, quello è troppo... no. Troppo hard, troppo hard. No, l'arte marziale è bella perché ti Mm. dà anche la postura, ti dà il controllo, ti Sì, dà... e poi è molto vicina anche alla postura e al tipo di controllo che devi comunque lavorare per cantare. Ah, Eh sì, perché comunque si lavora sempre nella zona del C, o chi, che dir si Del chi, voglia, non lo del so, C. sì, l'addome. è tutto Quindi- lì, vero? È tutto lì. L'organo fonatorio è un organo sessuale secondario, anche anatomicamente parlando, è un Ah. organo sessuale secondario, sì. Ma la voce o che cosa? Certo. Le corde vocali, La- tutto l'apparato? l'organo fonatorio. Infatti quando hai le mestruazioni o quando diventi maschietto, un ometto, ti Ok. cambia la voce. Vero. Quando viene la menopausa o invecchi, il maschietto che invecchia, cambia la voce. Anche quando invecchiamo? Sì, cambia la voce, si affievolisce di nuovo e quindi è legato alle questioni ormonali. È vero. Io E tutto viene lavorato nella parte dell'addome da un punto di vista fisico. quando ho cambiato la voce mi ricordo che io parlavo tutto così e poi no, guarda così. Che cazzo sta succedendo? Ma io bitonale. Balordissimo. Pensa che Sì, avevo divertente. una voce talmente flebile, si dice, no? Sì, flebile. Acuta, tipo Bee Gees, riusciva a Eh. cantare tutto in falsetto, ero contentissimo. Poi dopo, quando è venuta la voce normale, delusione, che non posso più fare, non esce più. Ma che cosa succede? Si ingrossano le corde vocali? Non lo so, non farmi Ah. domande da medico, Hai ragione. non ne so io di queste cose. Di cosa sai tu? Cambiano, Ah, cambiano, le corde vocali cambiano, infatti certe volte mi hanno chiesto di fare lezioni a bambini e no, non me la sento di fare lezioni a voci bianche che poi cambiano, io ci rimango più male dir loro. Davvero? Sì. Ma quindi quando, come si chiamava quel cantante famosissimo, voce bianca? Farinelli? Farinelli. Ma quindi, Farinelli era un castrato però. quindi la castrazione serviva a mantenergli la voce così? Sì,
però non sempre funzionava. Quindi magari rischiavi di essere castrato e di Mhm. no, Esatto, cioè, che infatti fai? anche ai castrati comunque continuavano a insegnare nei conservatori, che i conservatori, quelli di Napoli, i conservatori sono nati a Napoli Mi ricordo. nel 1600 ed erano praticamente gli orfanotrofi. E avevano libertà di fare quello che volevano, forse. Erano gli orfanotrofi, no, il Eh. fatto è che il business enorme del melodramma, di quella che poi si chiamerà l'opera lirica, però all'epoca era il melodramma, l'enorme business del melodramma poteva riscattare, cioè se tu diventavi un divo, lì nasce il fenomeno del divismo. Davvero? Sì, se tu diventavi un divo, comunque acclamato dal pubblico, avevi la possibilità di riscattarti dalle socialmente, Quindi- ma di brutto. Cioè, acquisivi titolo, acquisivi Potevi denaro. acquisire, certo, Ok, comunque potere acquisivi economico. una posizione, status. uno status molto più alto, capito? E quindi parte questa cosa qua. E trasformano i conservatori, che erano orfanotrofi, in i conservatori come li consideriamo noi adesso, cioè dove però ai ragazzini gli insegnavano a cantare, a suonare 3 o 4 strumenti, e quelli che erano negati per la musica li mettevano a fare macchine di scena, falegnami, illuminotecnica, capito? Cavolo. Tutte le parrucche, i costumi, i trucchi, Le maestranze. Ma tutte le maestranze. e quindi tu mi parli del 1600 a Napoli, hai detto Sì. bene? Ok. Sì, sì. Allora, la canzone napoletana Mm. ha un qualche legame in questo senso? Cioè il fatto della tradizione della canzone napoletana, perché lì è Della nata canzone la popolare. canzone popolare? O non c'entra nulla questo fatto? Ma sai, la canzone popolare, guarda, non so esattamente, però mi sembra di poter dire che la canzone popolare, come la consideriamo noi, sia molto più recente. Davvero? Sì, all'epoca comunque c'era sì la musica popolare, ma chissà che cosa ci è arrivato a noi di quello, capito? Se non pochissime cose. Anche perché a noi quello che arrivava era la musica, più che quella del popolo, era quella che facevano i ricchi. Ok. Ma quindi il divismo di cui mi parlavi non c'entra nulla col divismo, Il che c'è divismo lì a lì Napoli sulla canzone, non ha nessun legame? Come è venuto deriva da lì, il divismo in generale deriva tutto da lì. da lì? Ok, Sì, vedi. dal divismo che è nato all'interno del fenomeno sociale ed economico. È stato uno dei business più fruttuosi della storia, quello del melodramma. Addirittura? Ma sì, Lo stiamo sì. perdendo adesso. L'opera. ogni cosa c'ha i suoi tempi. C'ha i suoi tempi. Ogni cosa c'ha i suoi tempi. All'epoca era una rivoluzione. Certo. Mm. Senti, ma a livello musicale, Mm. un giorno tu mi raccontasti che in famiglia eravate un po' Mm. tutti musicisti. Sì, Ma sì. quindi quanto è importante che il luogo, la famiglia crei un substrato È importante. necessario e importante? Certo che è importante, anche perché se c'è altra gente che suona o comunque se c'è gente che apprezza quella cosa che tu Ti hai spinge. passione per fare, ti spinge o comunque non ti ostacola. Brava, non ti Eh. ostacola. Senti, ma chi erano dunque tuo padre, tua madre, tuoi fratelli, tue sorelle? Tutti? Miei fratelli e mie sorelle suonavano tutti, tutti più grandi di me. Io ero la più asina. La più asina? Sì, mio Ed- padre suonava il pianoforte e la fisarmonica in maniera assolutamente a orecchio, suonava in maniera bislacca, a modo suo. Senza però conoscere spartiti? Niente, lui così. faceva tutto a orecchio Bellino. e suonava, Ok. per cui è lui che ha portato gli strumenti a casa, è lui che ha incentivato. E quindi tra tutti la più Io ero la più molente. molente, ma è Mm. quella che è l'unica tra tutta la famiglia che ci lavora con la musica. Certo, mi dava talmente fastidio che gli altri fossero più bravi di me che alla fine mi sono messa a studiare. ecco, Ah. quindi questa competizione ce l'hai proprio. Sì. E nello studio eri competitiva? A scuola? Ero competitiva, però per esempio ho rischiato di essere Bocciatura. bocciata, sì, perché passavo i compiti. Comunque eri brava, quindi. Sì, per esempio in matematica ero molto brava, prendevo 10, queste cose qui, anche al liceo. La matematica ti ha aiutato per la musica. Beh, certo,
Certo, io ho Tutta studiato matematica. composizione, che è l'aspetto più matematico, più tecnico della musica. E il canto cosa arriva? E il canto perché tutti cantavano a casa, tutti suonavano qualche cosa, cantavano. Mio fratello grande, Gabino, ci metteva lì a fare tutti i coretti, non devi ascoltare lei, fai la tua voce, capito? Per cui ci ha insegnato a fare i coretti, Bene. a fare le cose. Col primo registratore Philips, sai di quelli che Certo. avevano il cosino così che si spingeva, con le cassette. Mangia dischi, mangia cassette. Esatto, il mangiacassette e il registratore. Era lusso. Era high tech del più, capito? Che nel libro che ti darò dopo, spoiler, perché anche se non se lo merita, io ho l'ultima copia, te la do. Di che Anche cosa? Di quello che ho scritto, un libro, vabbè, della mia famiglia, diciamo. E racconto quando Babbo, te lo ricordi che personaggio era? No? Pochissimo. Pochissimo. Vabbè, lì troverai molto, lì magari conoscerai meglio la mia famiglia. Vabbè, Babbo era amante della musica classica, ma in un modo pazzesco. Anche Babbo, infatti certo. si capivano, si capivano molto intendevano bene, tra molto. loro, sì. E Babbo era malato di acquisto compulsivo, cioè Babbo, che ne so, andava e comprava 20 dischi della Deutsche Grammophon. Perché così, mamma infatti era sempre terrorizzata, quindi dischi, arriva con uno stereo di allora, non so se ti ricordi, compatti, con le casse, con il disco, e quindi compra quello e una marea di dischi. Poi arriva il mangianastri con le cassette e compra un sacco di cassette. Poi arriva il CD e compra tutti i CD, quindi ogni volta era un macello. Però questo della musica, vedi quanto è importante far ascoltare la musica ai bambini fin da piccoli. Io conosco tutte le melodie di Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, senza magari sapere totalmente i titoli, quali opere, ma io le conosco talmente che posso andare avanti durante il brano, capito? Sì. Non so come si Continui a canticchiarlo. No, nel senso che ce l'ho in testa. E questa sì. cosa, porca miseria, un po' l'ho trasferita a mie figlie, ascoltando un po' di musica così. Peccato non abbastanza. E quello va fatto, perché comunque crei quel substrato, quello il tuo. Sì, però io mi ricordo anche che una volta, per esempio, le ho buscate perché Babbo ci metteva ad ascoltare, ma era un incubo quando Babbo ci metteva ad ascoltare, perché cioè dovevamo stare lì tutti in religioso silenzio, e in più con lui che commentava e faceva, capito, diceva quello che secondo lui c'era dietro quella musica. No, capito? Per cui certe volte era molto pesante e io una volta, ero piccolissima, dice che mi ero a un certo punto inginocchiata, mi ero fatto un segno di croce, ovviamente prendendo in giro. Certo. Quando avevo visto che qualcuno ridacchiava, ho preso ed ero scappata perché avevo capito che Babbo me le avrebbe sussate e me le aveva bussate. Esatto. No, vabbè, Babbo non era, cioè nel senso che lui metteva la musica per conto suo a casa e se l'ascoltava mentre leggeva, oppure in macchina, e con l'unica forzatura era in macchina, andando a San Vito, a Villa Storia, nei due luoghi settimanali, e quello era mensile solo a novembre per i morti, e quindi noi ascoltavamo la musica classica passivamente, cioè non era quel tipo di imposizione, assolutamente no. Però anche le opere, io ho imparato il Barbiere di Siviglia tutta a memoria, quasi, a furia di sentirlo. No, però è una bella, cioè è un po' trasferire qualcosina, adesso non voglio dire che tutti i genitori debbano farlo per forza, ma devono lasciare anche che i figli abbiano il percorso proprio. Quindi tu sei trovato il tuo percorso a prescindere da questo? Per forza. E come avviene questo fatto? Tu dopo il diploma ti sei diplomata dove? Io mi sono diplomata alla scuola d'arte a Oristano. Arte a Oristano? Sì. Sono diplomata c'era una scuola in ceramica, sì, c'era una scuola d'arte. In ceramica? Sì. La scuola d'arte, diversamente dal liceo artistico, era molto bella la scuola d'arte, perché ti dava comunque un indirizzo, come si dice? Specifico, no? Di lavoro. Professionale, era una scuola professionale, ma fatta molto bene. Quindi tu sei diplomata ceramista? Io sono diplomata ceramista, però facevamo, sì, ho fatto delle cose, ma poi
mi sono appassionata alla musica e ho mollato. Cavolo. Da allora Per non hai esempio- mai più messo mano a nulla? Invece Qualcosina, sì. sì, Invece no, cioè avere in mano una palla d'argilla è sempre È un'emozione, emozionantissimo. vero? Sì. Ma facevi come si chiamava? Il colombino? No, a Proprio me lavoravi piaceva al il tornio? tornio. Che bello. Sai Piaceva che il ne ho tornio, parlato ero, con un ospite. ero abbastanza scarsa al tornio, però mi piaceva molto. Ero diventata più brava a realizzare cose con gli stampi, cioè a realizzare gli stampi, fai la madreforma, fai lo stampo in gesso e poi su quello Coli cosa? coli l'argilla liquida e ottieni il manufatto. Poi fai in forno comunque. Sì, certo, sempre terracotta. Terracotta. Mm. E poi dopo il diploma cosa succede? Cioè tu diventi ceramista, non vai a Dopo il lavorare, diploma non sarei dovuta partire a Urbino a fare una scuola meravigliosa di design industriale. vai. Invece? E invece mi sono innamorata dei musicisti e ho deciso di mettermi a fare musica. No, vabbè. L'amour, toujours l'amour L'amour, toujours l'amour. che si infila L'amour. e cambia le vite delle persone. Sì. E sì. quindi ti innamori di questo ragazzo e lui cosa faceva? Lui faceva il musicista Ok? e mi convinco che mi piaceva la musica Ok. e quindi mi sono messa a studiare. Ci prendiamo un caffè? Dopo? Sì, lo prendo. Ci diamo un caffè dopo. Di che cosa stavo parlando? Del musicista. Ah, il musicista, sì. Lui era fighissimo, suonava il pianoforte, io mi sono messa a suonare la chitarra, mi sono iscritta a una scuola di chitarra e poi Quanto è non durata sono questa riuscita. storia? La storia è durata forse 3 anni così. Ok? E quindi io ho studiato 2 o 3 anni di chitarra. Cioè quanto Poi mi studi? sono trasferita La storia a d'amore, Cagliari. la storia di chitarra è uguale, Mm. questa storia. Mm? Come è finita la storia d'amore è finita anche la storia della chitarra? Sì. No. Sì. Sì, perché intanto avevo capito che l'insegnante di chitarra mi stava prendendo in giro. Nel senso che intanto mi aveva montato la testa, o io mi ero montata la testa, nel senso che io comunque volevo studiare programma di conservatorio in modo che nel momento in cui mi fossi voluta trasferire a Cagliari mi sarei potuta... Perché vivevi a Oristano? Vivevo a Oristano. Ah. E invece a un certo punto ho scoperto che questo di tutto mi stava facendo fare, meno che il programma di conservatorio, per cui le cose che stavo facendo non mi erano servivano, funzionali. non erano funzionali per fare un esame, capito? Quindi ho mollato, poi mi sono sentita presa in giro, allora mi sono fatta il diploma di solfeggio in privato, Ma perché dai. all'epoca se avevi il diploma di solfeggio potevi comunque insegnare musica nelle scuole medie. Appena io l'ho preso è cambiata la legge. Vabbè, non fa niente. Non fa nulla. Non fa nulla. Vabbè. E così è andato avanti per quasi tutta la mia carriera. Appena io ottenevo un risultato, cambiava la legge e quella cosa non bastava più, quel titolo non bastava più per Ma lo sai perché? l'insegnamento. Ma lo sai perché? Perché io non dovevo insegnare nella scuola pubblica. Anche, ma anche perché così facevi un'altra cosa. Mm. Dovevi fare un'altra cosa, impegnarti in un altro progetto, in un altro obiettivo e dovevi raggiungerlo. Se no rimanevi lì. Saresti rimasta lì? Sì, No? è probabile. Può essere. Mm. Vabbè, comunque cosa succede? Fai il diploma, non va bene, non vai a insegnare e invece vai al conservatorio o non ci sei mai Beh, al andata? conservatorio sì, ho provato a entrare in canto, mi hanno mandato via dicendo che non avrei avuto un filo di voce dopo un anno. Ma stai scherzando? Sì, vabbè, mi ero messa a piangere lì. Vabbè, lascia stare. Storiacce del passato, non fa niente. Ok, vabbè. Poi mi sono iscritta in composizione, mi hanno fatto entrare perché anche se avevo già 19 anni, Mhm. mi hanno fatto, no, ne avevo di più, ne avevo 23 forse. Il limite massimo era 19 anni per entrare in conservatorio. Perfetto. Io ne avevo 23, però quell'anno avevano tolto i limiti di età perché doveva entrare la figlia di qualcuno, ok, quindi ti è così. convenuto. E il mio maestro, avevo un maestro privato di composizione e mi aveva detto: Rossella, guardi, faccia la domanda perché so che... C'è una finestra. Sì, per c'è una entrare. finestra, per Ah. cui... E quindi mi hanno preso in composizione, ho continuato gli studi di composizione fino all'8º anno, poi mi sono esaurita e ho detto vabbè basta.
mi sono preso un diploma laterale, cioè non diploma di composizione, 10 anni, all'8º mi sono data... 10 anni la composizione? Sì, all'8º anno ho dato strumentazione per banda. Strumentazione per banda? Strumentazione per banda armata. Ma stai scherzando, tipo No. bersaglieri? Sì, Giura? sì, cioè composizione vabbè. per organico bandistico, per cui per strumenti a fiato e a percussione. Sì. Ma tu sei, Sì. quindi sei non diplomata, cosa si dice? Laureata? Sì, Perché la laurea, cioè, 8 prima anni. era un diploma, adesso è equipollato a una laurea di primo livello. Con quello che tu sei andata a insegnare al conservatorio? Con quella Sì, quel con titolo quello lì? e con i titoli artistici. Ovviamente, che viene una marea. Mm. E come arriva poi? Iniziato, vabbè, l'ha detto al premio quando è stata la prima occasione in cui hai cantato, cioè il primo disco, la prima canzone scritta, l'hai detto lì, però cosa succede quindi? Tutti i diplomi, fai questo e poi avevi già iniziato a suonare e cantare per te, cioè in privato, da artista, o quello arriva dopo? No, io già cantavo per conto mio perché mi piaceva la musica sudamericana, il jazz, e quindi cantavo quello. Ok, anche il E lo jazz. facevo per conto mio, e in più ci tiravo su anche qualche soldino perché lavoravo Qualche nei serata, club. nei Sì. club. E il primo successo qual è stato per te? Baba. Baba. Quello che abbiamo fatto insieme. Non so. Che Non non è la ricordo- Cigili per te il primo successo? Scritto? Cioè inteso come... Vabbè, quello è un testo, hai scritto il testo tu. Sì, però no, abbiamo fatto musica e testo tutti insieme. No, nel senso che l'hai cantata con le Balentes o per le Balentes? L'ho scritta per le Balentes. Ok. Ok. Io e Augusto Pirodda l'abbiamo scritta insieme. Esatto, mi ricordo. Mm. Quindi vabbè, il primo disco tuo, ma quello che avevo visto invece con la collaborazione con una pianista, Marco Tulli, o sbaglio? Come... No, Non c'entrava? no, io con Marco Tulli non ci ho mai fatto niente. Allora ho sbagliato io. No, ci siamo conosciuti un'estate, abbiamo passato un'estate insieme, ma Non avete fatto nulla, ok. quindi no, non il abbiamo disco è fatto Baba. nulla. Lei mi aveva detto: perché non ti trasferisci a Roma? La roba che fai tu va un casino, facciamo un duo. Mi ricordavo. Ma io mi ero fatta la cacca addosso dalla paura. Ma dai, Sì, cioè, no, ero troppo piccola, avevo paura. E con la paura che cosa ci puoi fare? lo so. Non me ne sono mai pentita perché è inutile violentarsi e farsi... No. No, quello No. che cosa ha fatto a capo A, io dico, nel momento in cui tu hai deciso una cosa era quella giusta in quel momento. Sì, in quel dopo momento sono era la cosa giusta, sì, stupidaggini. non me ne frega niente, no. Vabbè, Baba, che è stato anche un libro, quindi comunque lì c'è Mhm. l'inizio anche di un progetto scritto, non era solamente cantato e musicato, si può dire musicato? No. Sì. Ok? Era anche scritto. E poi quando arrivano le esperienze teatrali, diciamo che era già quello anche teatro. No, io col teatro ci stavo già lavorando da un po'. Però mi chiamavano solo come autore delle musiche, poi dato che sei in scena di questa battuta, e poi dinne un'altra, e poi fai un'altra cosa, e poi aveva avuto un'esperienza da prima con Maria Assunta Calvisi e Luigi Tontoranelli, con l'Effimero Meraviglioso, Sì. il teatro di Sinai. Che avevano chiamato una mia amica per fare uno spettacolo con loro. Questa mia amica non se la sentiva e mi ha detto: Ro, perché non ci vai tu? Ma così? Ho fatto il tuo nome. Io sono andata, ho provato, a me mi sono stati simpatici questi due, ho detto: dai, proviamo a farlo. Per caso. Sì, e quella è stata la prima vera, importante esperienza teatrale, e di quello spettacolo ne abbiamo fatto, non lo so, 80 repliche. 80? Sì, moltissime, per i miei standard molte. Più dei concerti? Non lo so, Non lo so. non lo so. Non li ho mai Comunque contati. per me tu sei un'anima da palcoscenico, un'anima da palcoscenico, sei una meraviglia. Smettila. No, te lo giuro. Piantala, dai, Franci. No, la finisco. Questa marchetta così. No, anche oggi che ti ho visto, lei oggi quando ha ritirato il premio ha fatto delle piccole gag, ma poi vabbè, ha cantato meravigliosamente con un impianto Con un non avevi impianto manco non avevi manco la spia. No, infatti gli ho detto: girate, sono andata ieri.
Posso, me l'hai detto. a provare, e gli ho detto giratemi le cuffie, Casse. le casse verso di me, perché sennò io non sento niente. Ma hai messo la mano così, ti ho visto come cercavi di avere il tuo ritorno. Beh, certo. Hai cantato una canzone difficile, proprio nella... È bellina però, meschina quella canzone, è vero? Sì, no, meravigliosa, canta. Che parla dell'ultimo disco? Di quanto Cantanta era di Siggy Singing. No, non era di Siggy. Dopo. Era di Baba. Cantanta era di Babà. Sì, Giura. sì, era del disco che abbiamo fatto insieme. Io mi ricordo, guarda, Ma te lo ricordi che hai fatto tu il libretto? Se te lo ricordi che sei stato tu a dirmi che dovevo scrivere le storie? Sì, che me lo ricordo. Che non faceva niente anche se non erano le storie che dicevano nello spettacolo. Sì, che me lo Che dovevo ricordo. mettere aggiungi cose che mi hai fatto da editor perfetto, te lo ricordi? Belli. Quel periodo è stato meraviglioso. Abbiamo fatto una trasmissione insieme, una puntata, 2 puntate, perché erano 2 puntate Sì. con le Balentes. Sì. Le metto in link così ve le andate a guardare. Chi Va lo vuole bene, guardare. va bene. Poi linkiamo. Cos'è rimasto di Babà Digitale? Qualcosa è rimasto? Il sito. Cioè, se adesso questi che ci stanno ascoltando vogliono vedere Babà, dove li mandiamo? Allora, io sto cercando qualcuno che mi aiuti, che mi insegni a mettere la musica su Spotify. Questo va su Spotify, lo so fare Questo io. va su Spotify. Sì, Lo fai tu? Mi certo, aiuti tu? certo, No, tesoro, guarda, veramente. Ma- Ci ho passato 2 giorni interi e alla fine mi sono messa a piangere e ho detto sono una boomer, anzi, Poi ti dico una cosa. non sono neanche una boomer, io sono una Cogwars, ho capito? Una Cogwar. Boomer, mamma mia. Ma se ti dico questa cosa la dico in pubblico. Allora, ti giuro che mentre stavo imparando a fare il creator Spotify, si chiama, praticamente dentro Spotify c'è una zona che si chiama creator Spotify, e sono quelli, ed è la zona, la piattaforma, forse Esatto. hai visto quella? Esatto, io non Per sono riuscita a imparare, entrare. io non l'avevo mai fatto, mi sono messo lì e in un paio d'ore ho raggiunto l'obiettivo, non con difficoltà, quindi immagino anche le tue di difficoltà. Poi ci sono riuscito, adesso, ma sai che posso insegnarla a qualcuno? Ho pensato, te lo giuro, lo voglio insegnare a qualcuno. E tu, quel giorno lì, cioè ieri, dopo un'ora mi hai mandato il messaggio, perché stavo pensando, tu eri nell'elenco, ti faccio vedere l'elenco degli ospiti che dovevo chiamare. Quando tu mi hai detto, non ci credo che è pensato a te, cavolo, ti faccio vedere l'elenco. Eri lì, però ho detto, mi mando il messaggio adesso. Poi da poco ho visto che stai facendo uno spettacolo in via Roma, no? In via Che Roma? falso! In via Roma? Dove ho fatto All'Adriano, non all'Adriano, all'ex cinema a novembre, no, quando l'hai fatto? A settembre? Sì. Ecco, poi ho visto, non mi ricordo se ho visto... Ottobre. Ho detto magari impegnata, vabbè, comunque il messaggio glielo mando. E tu dopo mezz'oretta mi hai mandato il tuo. Per cui ho detto, ma stai scherzando? Perché mi hai pensato? Perché lì c'è qualcosa di strano. O stavi pensando che avevi bisogno di aiuto? No. Stavo pensando che avevo bisogno di aiuto per Spotify. Hai pensato a me? Guarda, ti do 2 schiaffi. Vabbè, ti aiuto, ma non volentieri, di più. Sono tutta Sono spettinata. felicissimo, guarda. Sì. Certo, devi farti il tuo canale, non l'hai mai fatto. Allora, c'è un canale su Spotify che si chiama Rossella Fa. Ok. L'ha fatto un vecchio editore. Ok. Che non è vecchio, lui Sì, è il mio primo editore. Che ha le edizioni ancora del mio primissimo disco qual è il senza tuo libro. In corde, In infatti corde, c'è me in lo ricordo corde, sì. benissimo. Era quello il disco a cui mi riferivo. Era quello il disco che mi ricordavo, in corde. Ma c'ha solo quei diritti lui. Che cosa? Lui ha i diritti di quel disco, l'ha fatto lui, i diritti ce li ha Lui i diritti editoriali ce li ha lui, ok. certo. No, tu puoi fare il canale tuo ufficiale. Sì. Facciamo il canale ufficiale Rossella Fa. Ah, tuo. basta chiamarlo Rossella Fa Official? Yes. Ok. No, con No, la perché tua mi diceva mail. Rossella Fa è già preso. No, mettiamo un'altra troviamo un modo, anche perché tu devi cioè, è quello il tuo canale, non è che possono discriminare, cioè, è quello, troviamo il modo, o lo facciamo ufficiale. No, lì su Spotify mi hanno detto che devo contattare chi ha il coso e chiedermi farmi fare l'invito. Perfetto, fai quello e poi lì puoi mettere tutti i tuoi dischi. Esatto. Tutti i tuoi brani, Esatto, così c'è meraviglioso. Sì, serve. Quindi lo pubblichiamo questo episodio quando ci sarà il canale, così ci agganciamo un minimo, capito? Allora, questo progetto ha un titolo che tu dirai
Questo che stiamo facendo adesso, questo? Sì, Lui? lui. Ok. Si chiama, il titolo di questo podcast è A come puntini puntini. A come, cosa ti fa venire in mente? Amore. Eccola lì, ovviamente, me l'hanno già detto. Quindi Beh. sto cercando di trovare, adesso dobbiamo trovare... Acqua. Ok, Acqua. perché acqua? Acqua perché noi siamo acqua. 30%. No, a parte quello, noi veniamo dall'acqua. Un annetto fa circa, una sera, posso raccontarti questo piccolo aneddoto? Certo, ma volentieri. Ero in cucina, stavo cucinando e ho aperto il rubinetto. A me piacciono molto i rumori, no? E ascoltavo il filino d'acqua che scendeva e ho pensato, c'è l'acqua, che bel rumore che fa l'acqua. Suono. Il suono. E mi è venuta in mente questa cosa. L'acqua è annoverata come minerale, è un minerale. I minerali, diversamente agli animali e ai vegetali, non sono vivi. Non hanno... No, non hanno vita. Però nell'acqua e senza acqua non ci sarebbe stata la vita senza acqua. Ovvio. E la vita è nata nell'acqua. Noi siamo fatti per il 75% più o meno di acqua, i vegetali certe volte Molto di anche più. di più, e in più anche i minerali in qualche modo crescono, perché se tu prendi un geode, Che sarebbe un geode? un geode è un uovo di pietra all'interno del quale crescono i cristalli. Quando noi vediamo quelle uova aperte così e dentro ci sono tutti i cristalli, quello era un geode. Ora, di geodi ne esistono di diverse grandezze, certi sono anche enormi, grandi come stanze, grandi che hanno mai trovato, no? Nel momento in cui tu lo apri, rompi l'incanto del suo equilibrio di crescita e lui smette di crescere. Se tu lo lasciassi lì, nell'ordine di milioni di anni, ma lui continuerebbe a crescere, i cristalli continuerebbero a formarsi. E come cavolo, da cosa si formano i Quindi cristalli? questo, non lo so, non farmi domande da scusa. cui non posso rispondere, ma questo, mentre io cucinavo col Tutta sta roba filino qui, d'acqua, pensi? esatto, Ma stavi guardando... no, No, stavo pensando per conto stavi mio, guardando Angela? no, e non mi ero fatta niente, ok? Eri proprio... Ero intonsa, intonsa. vergine. Mentre pensavi questo... Mentre pensavo a questo, ho pensato, quindi, cioè, mentre ascoltavo l'acqua, ho pensato tutte queste cose. I minerali non sono vivi, però l'acqua è un minerale, senza acqua non esiste la vita, quindi vuol dire che qualcosa in queste affermazioni è sbagliata. E lì ho avuto un momento di folgorazione che mi ha veramente lasciato inebetita, perché ho pensato, cavolo, l'acqua è viva. E sono rimasta a tutt'oggi con questa convinzione. L'acqua è viva in qualche modo diverso dal nostro. Ti sei andata a cercare qualcosa? Che cosa? Sei andata a cercare... Ho letto un sacco di cose al riguardo, trovi di tutto, C'era dal New qualcosa? Age allo scientifico, c'è di tutto ed è un argomento affascinantissimo. Non c'è scritto nulla ancora? No, Ce la devi scrivere? no, cioè, No, anche non sono un semplicemente- tecnico, no, capito? scriverci Non- qualcosa di musicale, di una canzone. Cioè, così come quando cucinavi hai scritto testi riguardo a quello, alla cucina tradizionale nostra, tua mamma, tua nonna e tutto. Mhm. Ora, con questa cosa dell'acqua, il ticchettio che potrebbe essere il ritmo anche di una canzone musicale, no, l'hai già fatto. È probabile che io scriva Puoi qualcosa. farlo, dai, bello, bello, Mhm. bello. E poi da queste cose nascono poi le idee, gli spunti, da queste occasioni e da queste valutazioni. Molto bello. Quindi A come acqua, ma tu ti Acqua. senti acqua? Sì, assolutamente. Io sono abbastanza acquosa. Acquosa? Sì, Bene. io ho molta paura dell'acqua. Hai paura dell'acqua? Sì, moltissima. Ma l'acqua di mare inteso? Sì, per esempio, Ah. ho paura del mare, No. faccio molto la spiritosa, mi tuffo, mi lancio, Però però
non azzardarti a toccarmi in acqua così, perché cioè, posso anche cavarti gli occhi. Addirittura Sì, sei nervosa, sì, sei in ansia proprio. Vado in panico. Panico. Anch'io ho avuto un'esperienza Mm. non dico di premorte, ma stavo affogando, mi hanno salvato. Proprio poi nel mare di Marina di Arbus, che puoi immaginare Che brutto quanto che sia quel mare, brutto. sì. Avevo 18 Cioè, anni. brutto, è bellissimo. No, è bellissimo, ma- quando c'è maestrale non entrare in acqua. No. Non entrate in acqua. No. Soprattutto i continentali, ne muore Esatto. uno all'anno di Esatto. turista, uno all'anno. Da tanti anni ci sono un sacco di croci in Sì. quel mare lì. Va bene, però questo è un argomento troppo triste. No. Ci lasciamo un argomento allegro, che noi ci andiamo a prendere il caffè Io- e finalmente a lei faccio vedere un posto che non ha ancora visto. Velocissimamente, te lo devi vedere. Che bello. Allora, ci Lo sai salutiamo. cosa si può fare quando si va in un posto che non hai mai visto? No. Ti fai un segno di croce e puoi esprimere un desiderio. Dai, Devi lo tenere devi il fare. pugno chiuso finché non l'hai espresso, eh? Ok, lo devi fare tu però, io l'ho già Certo, visto. Certo. Allora facciamo questo? Come si dice? Questo scaramanza. Questo scaramanza, perfetto. Ok. E poi prendiamo il caffè, anzi Ok. prendiamo il caffè prima. Sì. Grazie Rossi. Grazie a te. Com'è andata? Ti è piaciuto? Abbastanza. Abbastanza? Abbastanza, Ok, dai. non esageriamo, abbastanza. Miau. Ciao. He's just a snake in the grass.